A Rosà traffico e incidenti sono purtroppo protagonisti. Un centro spaccato in due dall'attraversamento della statale 47, il passaggio di 27.000 veicoli al giorno, di cui un terzo, circa 9.000, sono mezzi pesanti. Gli incidenti sono anche gravi, qualche volta mortali. Il comune punta sulla prevenzione. Per maggiori controlli e interventi più forti serve anche l'impegno della regione. Purtroppo permane un problema anche che stiamo portando avanti sul tavolo con la Regione Veneto, stiamo attendendo ancora delle risposte, ma naturalmente l'amministrazione si sta muovendo, si è mossa un anno fa mettendo delle protezioni lungo la parte centrale, la più abitativa, riducendo i passaggi a livello, i passaggi pedonali perché sono molto pericolosi. Stiamo lavorando ancora sulla viabilità non solo della statale ma anche di tutto il paese con ciclopedonali, ma è un problema veramente importante perché il traffico è molto pesante. Il traffico pesante, oltretutto, non è limitato a specifiche ore del giorno, ma spalmato in pratica a tutte le ore. L'unica cosa che l'amministrazione ha, le armi che ha, è quello di fare un monitoraggio sul territorio, perché la parte repressiva, parte in praticamente l'insegnamento è la cosa migliore, lo stiamo facendo nelle scuole con l'insegnamento ai ragazzini, ma soprattutto un insegnamento anche ai genitori per quanto riguarda l'utilizzo anche dei media, perché sono quelle che sono le forze che danno spinta poi ai ragazzi di uscire in massa a fare anche degli atti di degrado. C'è da combattere la velocità eccessiva, i passaggi con il semaforo rosso proprio in centro, insomma la maleducazione stradale. L'amministrazione lancia un appello alla Regione Veneto. Abbiamo dei grossi problemi e credo che la Regione Veneto anche su questo ci deve veramente correre e spingere per risolvere questo problema.